Clonano il numero della caserma dei carabinieri di Vicenza e tentano di raggirare una settantenne di Tiene, ma la truffa non va in porto. L'anziana ha prima ricevuto un messaggio che l'avvisava di un presunto prelievo di 150 euro dal suo conto corrente e la invitava a contattare con urgenza il numero indicato per bloccare l'operazione. Le ha risposto un uomo, si è presentato come il maresciallo Matteo Civetta del comando provinciale di Vicenza. Per fermare tutto, le spiega, si sarebbe dovuta presentare nella sede della sua banca. La signora si è insospettita, anche se effettivamente il numero di cellulare coincideva con quello ufficiale del comando di Via Muggia. Il falso maresciallo le ha fatto compagnia al telefono per tutto il tragitto fino alla banca. Arrivata allo sportello, le ha chiesto di effettuare un nuovo bonifico, questa volta di 16.400 euro, per mettere in sicurezza il conto. Ma in quel momento, dentro la filiale, i dubbi sono diventati certezze. Non era una procedura reale. Il personale ha bloccato tutto e la frode è sfumata. La donna si è subito rivolta ai carabinieri che le hanno confermato il tentativo di truffa e sono riusciti così a sventarlo. L'appello ora è alla massima prudenza. Nessuna forza dell'ordine chiede bonifici o operazioni bancarie al telefono. In caso di sospetti, meglio riagganciare e chiamare direttamente i numeri ufficiali.